Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti e ringrazio in modo particolare la cooperativa Estelai che ha organizzato questo evento e mi ha chiesto di fare questo lavoro al quale tengo in modo particolare perché gli aspetti legati alla religiosità popolare mi stanno particolarmente a cuore. Allora, il mio lavoro riguarda le pratiche votive nel territorio di Bitti e per far questo farò un breve excursus storico molto semplice e molto veloce, ma perché è necessario capire il perché di alcune pratiche votive così particolari nel nostro territorio. Vai Salvatore. Allora, a Bitti si dice sempre che è il paese delle chiese e sono state contate nel corso del tempo circa 35 chiese. Ora, queste 35 chiese non sono mai esistite contemporaneamente. È vero che alcune che erano molto numerose e di alcune comunque è stata messa in discussione l'esistenza, ma generalmente che siano 33 o che siano 35 non cambia di molto. Quello che è interessante vedere è il perché un così elevato numero di chiese nel nostro territorio. Ecco, lo vediamo subito. Bitti non è la risultanza di un unico villaggio di origine medievale. Ciò che abbiamo a Bitti è la risultanza di 3 villaggi di origine medievale, o perlomeno le cui notizie documentarie riguardano l'epoca medievale. Sono 3 villaggi che per comodità chiamerò con i nomi che tutti noi conosciamo, Bitti, Gorofai e Dure. Come vedete sono poste a breve distanza l'uno dall'altro. Riuscite a vedere? Sono messi a breve distanza l'uno dall'altro ed è possibile che dalle colline di Bitti, la parte sommitale di Bitti che all'epoca riguardava il colle di Bonucamino e il colle dei Esantumiali a Gorofai, o come possiamo chiamarlo il colle di Sumeraculu, fosse possibile appunto vedere la piana di Dure. 3 sono dunque i paesi. E le prime notizie riguardano il 1341 quando vengono pagate le razioni decimarium alla Santa Sede con le quali il Pievano di Bitti Pietro Quiso attraverso le quali il Pievano di Bitti Pietro Quiso paga circa 21 lire di Alfonsino Minuti, mentre il rettore di Gorofai Comita Falco ne paga solo 5. Qui vediamo subito una differenza dovuta al numero dei bittesi, quindi al numero della popolazione, ma anche alla ricchezza. Questa differenza è molto importante perché poi la vedremo in una disputa che si accenderà tra il Pievano di Bitti e il rettore di Gorofai. Nel 1342 avviene una situazione molto particolare per il paese di Bitti e che caratterizzerà quello che poi vedremo, e cioè il rettore Comita Falco viene spostato alla parrocchia di Dure e il Pievano di Bitti Pietro Quisu acquisisce un'altra parrocchia, cioè la parrocchia di Gorofai. Da quel momento, dal 1342 fino al 1772, la parrocchia di Gorofai sarà sotto il controllo della parrocchia di Bitti. Non è un'unione di parrocchie, le 2 parrocchie continuano a rimanere distinte amministrativamente, come culto, come liturgia, come tradizioni popolari, persino nel modo di seppellire i morti, sono 2 mondi completamente diversi. Quello che è unito invece è il fatto che sarà il Pievano di Bitti a inviare alla parrocchia di Gorofai un curato o un viceparroco che così appunto come verrà definito sarà amovibile e removibile secondo la volontà del Pievano. Queste parole non sono mie, queste parole vengono fuori da una disputa iniziata nel 1769 tra il Pievano Masala, il Pievano di Bitti Masala, che era di origine cagliaritana, con il curato di Gorofai.
il curato di Gorofai voleva una maggiore autonomia, il Pievano di Bitti non la concedeva. Allora cosa è successo? È successo che entrano in rotta di collisione, si mettono a litigare e il curato di Gorofai inizia a dire: ma noi siamo più antichi di voi, e voi venite dopo di noi, e il Pievano di Bitti che se la prende, come spesso capita tra i due galli nello stesso pollaio. Cosa fanno? Ricorrono al superiore. Il ricorso al superiore permette a noi di avere che cosa? La documentazione, perché in questa documentazione il curato di Gorofai racconta quali sono le angherie da parte del Pievano di Bitti, e sarà proprio il Pievano di Bitti Masala nel 1769 a chiedere: basta, ci separiamo, vogliamo ricreare di nuovo due mondi diversi. Infatti nel 1772, quando morirà il Pievano Masala, ecco che avverrà quella agoniata separazione. Ci sarà poi un periodo di interregno nel 1773 in cui verrà fuori una sorta di vice Pievano, e poi nel 1774 arriverà uno dei Pievani che caratterizzerà maggiormente la seconda metà del Settecento, e cioè Probano Antonio Fanari, anche lui di Cagliari, il quale subito inizierà di nuovo la lotta con il rettore di Gorofai. E su che cosa? Sui confini. La questione dei confini non è una questione secondaria, perché da un lato è importante sapere per il Pievano e per il rettore se quel fedele è posto sotto la cura di quella determinata parrocchia, ma è anche importante per il pagamento delle decime. Sapere se quel fedele dovrà pagare le decime a una parrocchia anziché un'altra è di fondamentale importanza. Poi Pievano Fanari entrerà, diciamo così, in conflitto anche con i frati del convento dei Cappuccini, e lì si arriverà fino a diciamo così, scapparci il morto, ma questa è un'altra storia che vedremo più avanti. Vai Salvatore. Questa storia va avanti fino al 1495, quando viene soppressa la diocesi di Galtellì della quale facevamo parte, e entriamo a far parte dell'archidiocesi di Cagliari. Un aspetto molto importante da questo punto di vista è il fatto che nel momento in cui passiamo all'archidiocesi di Cagliari è importante per Cagliari sapere ma in che condizioni sono queste parrocchie, e quindi cosa fanno. Inviano delle commissioni, dei commissari per studiare la situazione, ed ecco che producono altri documenti. Da questi documenti ci dicono che a Bitti la vecchia parrocchia di San Pietro, che era collocata sul colle di Buoncamino, ormai è fuori dalla villa, che c'è una nuova parrocchia che si chiama San Giorgio, che è molto più in basso, che si è creato un nuovo nucleo abitativo molto più in basso del colle di Buoncamino, e che esistono tutta una serie di chiese che naturalmente non sono state create nel 1495 né a ridosso del 1495, sono Sant'Elia, Sant'Anna, San Tommaso, il Santissimo Salvatore, che sono culti tipicamente orientali di origine bizantina. A Gorofà invece abbiamo la parrocchia di San Michele Arcangelo. La parrocchia di San Michele Arcangelo non era l'unica, aveva altre due chiese, una dedicata a Santa Sofia e l'altra dedicata ai Santi Cosma e Damiano, anche qui santi di origine orientale. E sempre dai documenti del 1495 veniamo a sapere un'altra informazione importante, e cioè che Dure ormai non esiste più un paese spopolato, già non esiste più intorno al 1420, uno di quei villaggi che scompaiono tra la fine del 300 e gli inizi del 400 dovuti alla peste, alla carestia, alle guerre sanguinose, ma lascia la testimonianza nelle sue chiese, in modo particolare la Santa Maria, che è probabilmente la parrocchiale, in altri documenti si trova come parrocchiale quella di Santo Stefano, la Santissima Trinità, nota a Bitti come Babumanno, e Santa Lucia. Ora, queste tre chiese, insieme ad altre due chiese che appartengono sempre al vecchio paese di Dure, e cioè Santa Lucia e Santo Giorgio di Dure, cioè San Giorgio di Suel, sono in piedi ancora adesso. Esiste una devozione fortissima da parte dei bittesi, ma anche da parte dei goreaini, cioè degli abitanti di Gorofai, nei confronti di queste chiese. Non può iniziare a Bitti la Quaresima senza che le persone vadano a fare atto di devozione nei confronti in modo particolare di Babumanno, la cui devozione è attestata fortissima nel corso del Cinquecento, pari a quella del Cristo di Galtellì. Vai Salvatore.
Allora, questo è il colle di Santumiali. Potete vedere in fondo la chiesa di Santumiali, quella con il campanile circolare, e in primo piano invece la chiesa della Madonna del Miracolo. Ma in origine questa chiesa della Madonna del Miracolo non era dedicata alla Madonna del Miracolo, ma dedicata a Sant'Antioco. Sant'Antiochio è un culto che si è sviluppato in modo fortissimo in Sardegna nel corso del Cinquecento, anche perché tra il 1583 e il 1594 a tutti i fedeli che si fossero recati presso la tomba di Antioco veniva concessa l'indulgenza plenaria. Ebbene, proprio nello stesso periodo in cui viene concessa l'indulgenza plenaria per tutti coloro che si recano alla tomba del santo, ecco che a Biti viene fatta la proposta di realizzare una chiesa dedicata a Sant'Antioco. Vai Salvatore, e vai ancora Salvatore. Perfetto. Allora, vi voglio dire una cosa. Sant'Antioco, come molti di voi sapranno, è un santo dottore, veniva dalla Mauritania, lo potete vedere con gli abiti africani. Sant'Antioco è una bellissima statua in cartapesta, impagliato. Ed è un santo dottore, quindi è famoso e noto perché era il medico dei poveri, quello che curava senza pretendere niente in cambio. Ma vicino, a meno di 1 chilometro da Sant'Antioco e da San Michele Arcangelo, c'è un'altra chiesa, la chiesa dei santi Cosma e Damiano. Ma anche Cosma e Damiano sono dei santi dottori, il dottore e il farmacista. E se a questo sommiamo San Michele Arcangelo, che oltre a essere il patrono degli eserciti, in Oriente è molto venerato come patrono delle acque curative, e noi sappiamo che ai piedi del colle de Santumiali c'erano le acque, perché c'era la fonte, c'era sul lavatoio, possiamo dire che il colle di Santumiali a Gorofai era un luogo in cui era particolarmente viva la devozione, in cui si andava principalmente a cercare la salute del corpo. Vai Salvatore. Allora, questa è una carta che ho voluto ricreare io e che vuole rappresentare il nostro paese. Si tratta di una carta che riprende quella datata 1900 e che è presente nell'archivio storico di Nuoro. Si tratta di una carta in quel, diciamo così, quel triangolo irregolare non è altro che il paese di Biti fino all'anno 1900. Come potete vedere questa forma così irregolare è compresa tra, ma voi lo sentite? Dipende da cosa? Non importa, continua tu. Dicevo, questa forma di triangolo irregolare è circoscritta all'interno di 2 fiumi, quello che viene definito Rio Epodda, che parte direttamente dalla fonte di Succantaro, e in tutti i documenti Rio Epodda parte dalla fonte di Succantaro, attraversa la parte inferiore del paese e converge con il Rio San Giovanni nella zona di Prazzi Coconedo, insomma per i bittesi. Perché ho voluto metterla? Per far capire com'era il paese, quanto era piccolo e quanto fosse densamente popolato. Una parte della popolazione viveva proprio a ridosso della chiesa di San Giorgio, di Montemannu, e poi appunto si scendeva nella zona della chiesa delle Grazie e fino alla parte bassa del paese. Ebbene, la parte bassa del paese era abitata dalla parte più povera della popolazione, quella che dava più vicino al fiume, ma non arrivava al fiume, perché tra il fiume e l'abitato vi era una striscia di terra costituita dagli orti, e questi orti erano a ridosso delle stesse case, tant'è che nei documenti che ho trovato a metà dell'Ottocento e che riguardano principalmente i passaggi di proprietà o i testamenti di una parte della popolazione, soprattutto la parte più povera della popolazione, possiamo riscontrare che qui vivevano persone che avevano come sola unità abitativa palazzo e funnacru, cioè la casa con la parte bassa e la parte superiore il piano superiore, e che avevano un cortile in comune con quello con i vicini di casa, o addirittura l'ingresso per tutte queste case era data direttamente dagli orti, quindi l'orto era il passaggio stesso di queste case, a differenza invece delle case dei proprietari, dei notabili che abitavano appunto nella parte alta del paese, e che è riscontrabile dagli stessi documenti relativi ai testamenti pubblici redatti sempre tra il 1855 e il 1862, gli
anni che ho particolarmente indagato e che appunto rappresentano un tipo di abitazione completamente diversa. È una casa più piani, c'è il terrazzo, c'è un portico, possono esserci le stalle, ci possono essere i luoghi dove tenere la carrozza, i cavalli. È vero che anche lì ci sono i cortili che possono essere in comune con altri membri della famiglia, perché le case erano suddivise per nuclei familiari, ma sempre all'interno dello stesso ordine familiare. Un'altra parte del paese, dei notabili del paese, abitavano invece nella zona intorno alla Chiesa delle Grazie, e questo sarà fondamentale per quello di cui vi parlerò dopo. Ma chi erano queste persone? Chi erano questi bittesi? Intorno al 1500, al 1600 si sviluppa una grande e intensa devozione nei confronti non solo dei santi che già abbiamo citato, ma anche di nuovi santi. Perché? Perché con la Controriforma abbiamo, diciamo così, una sorta di reconquista da parte della Chiesa di quei territori perduti, e quindi si diffonde in tutta la Sardegna, non solo a Bitti, una nuova diciamo così, una serie di interventi urbanistici atti alla creazione di nuovi luoghi di culto. A Bitti vi cito semplicemente la chiesa di Nostra Signora de San Nosata, anche se aveva origine cinquecentesca, ma probabilmente nel corso del 1600 viene ampliata e diventa un punto di riferimento per il culto locale. La chiesa di Buoncammino, sempre nella prima metà del 600, e sul finire del 600 la chiesa della Madonna delle Grazie. E poi a metà del 600 nasce e viene eretto il convento dei frati Cappuccini. E a Gorofai abbiamo anche lì altre chiese. Per esempio la chiesa di Nostra Signora de Sadefessa e quella del Salvatore. Perché ve lo dico questo? Perché questi nuovi culti che si sviluppano, come vi ho appena citato, potete notare una grande presenza della figura della Madonna. Delle tante chiese che sono state erette a Bitti nel corso degli anni, quelle dedicate alla Madonna sono tutte perfettamente in piedi, e sono 8. Il nostro paese ha 8 chiese dedicate alla Madonna e mai sono venute meno, sono ancora oggi intensamente frequentate. Queste persone, dicevo, questi bittesi, si iscrivono alle confraternite che sorgono nel corso del 1500. Sono i disciplinati bianchi, di Santa Croce, e si forma questa confraternita, una a Bitti e una a Gorofai, e si crea l'oratorio a Bitti vicino alla chiesa parrocchiale e l'oratorio a Gorofai. Come potete vedere, è come se noi avessimo dei culti gemelli. I culti gemelli tra le chiese e le parrocchie di Bitti e di Gorofai saranno un'altra delle realtà. San Michele abbiamo a Gorofai, nel Settecento il San Michele viene creato anche a Bitti. A Gorofai sono devoti della Madonna d'Itria, la Madonna d'Itria c'è anche a Bitti. A Gorofai c'è la Cappella della Maddalena, ce l'abbiamo anche a Bitti. Quindi abbiamo i culti gemelli. Vi dico solo che quando diciamo così non è più, ormai cade in disuso la chiesa di Santi Cosma e Damiano, i Santi Cosma e Damiano, le statuine vengono portate a Bitti nella chiesa delle Grazie. Ebbene, questo culto è ancora attivo a Bitti e a Gorofai. Si celebra la messa di San Cosma e Damiano a Bitti e a Gorofai. È dedicato a Santi Cosma e Damiano un culto dato dalla devozione, quello di distribuire il pane, di Achi su pane come voto, e c'è a Bitti e c'è a Gorofai. Così come per Sant'Antioco invece come atto di devozione non solo di devozione ma proprio di voto nei confronti del santo, veniva invece organizzata il pranzo comunitario. Vai Salvatore. Allora, ho cercato nel corso del tempo se c'erano nei registri parrocchiali o nei vari documenti che ho analizzato, se vi fossero delle testimonianze dirette dell'esistenza dell'attività e delle pratiche votive. Non ci sono. Perché? Perché i priori, quelli che dopo il Concilio di Trento erano stati costretti, erano stati invitati ad avere un registro, a tenere un registro in cui dovevano annotare le entrate, le uscite, dovevano annotare ogni particolare di quello che facevano e se avevano dei beni, hanno
nessuno veniva in mente di annotare se vi erano pratiche votive o se qualcuno aveva portato qualche oggetto votivo. Per cui bisogna, per ricostruire, non volevo soltanto basarmi sulla tradizione orale, volevo conoscere e volevo sapere se esistevano dei documenti che potevano, se non trattare direttamente gli aspetti votivi, almeno avvicinarsi. Ebbene, ci sono. Perché? Perché dopo il Concilio di Trento i parroci erano stati invitati a tenere questi registri, i cosiddetti quinquilibri, in cui venivano annotate la vita della parrocchia e le attività della parrocchia. Sono il libro dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni, dei morti e delle anime. Vi dico un'unica curiosità sul libro delle anime, perché da poco è uscito un bellissimo libro di Don Gianni Bitti dedicato in modo particolare proprio al libro delle anime. Il libro delle anime è fatto in questo modo, cioè vengono annotati i nomi di tutte le persone che fanno parte della parrocchia. E non solo vengono annotati i nomi, ma vengono annotati come i nuclei familiari. Quindi per noi è uno strumento fantastico di anagrafe familiare antelitteram che appunto torna indietro fino alla fine del Cinquecento. Purtroppo i registri non sono completi, mancano alcuni anni, ma non importa. Intanto abbiamo questo strumento fantastico. E che cosa sono i libri delle anime? Allora, ogni cristiano battezzato che avesse compiuto i 7 anni aveva l'obbligo del precetto, in modo particolare del precetto pasquale. In che cosa consisteva? Confessione e comunione a Pasqua. Ebbene, il parroco entro la domenica in albis, cioè la domenica successiva a quello della Pasqua, doveva completare questo registro in cui doveva annotare: Tizio ha fatto la confessione, Tizio ha fatto la comunione, se sì, mettere una croce completa. Se invece ha fatto la confessione e non ha fatto la comunione, croce incompleta, Zamesaruc. Non ha fatto né l'uno né l'altro, un cerchietto. Praticamente c'è una schedatura della popolazione del paese, non solo a Biti, naturalmente questo succedeva in tutti i paesi. E perché è importante? Naturalmente quelli del cerchietto potevano anche non avere l'età completa per poter accedere ai sacramenti, però si annotava, non sia mai che qualcuno fosse recidivo, allora bisognava studiare la situazione, vedere se per caso quella persona non fosse avviata verso la dannazione dell'anima, quindi in che modo si può intervenire per queste persone. Ora, lasciando da parte questa parte, diciamo così, aneddotica, per la mia ricerca mi sono servita del registro dei morti. Perché il registro dei morti? Allora, quando una persona moriva, questa persona entro 9 giorni dalla sua morte, i familiari erano invitati ad andare dal sacerdote con il testamento che questi aveva redatto. Ogni paese poteva avere il suo notaio. A Biti c'era uno a Biti e uno a Gorofail. Dove non c'era il notaio c'era uno scrivano pubblico, e dove non c'era lo scrivano pubblico allora sì, il parroco aveva il diritto e il potere di fare il testamento. Ma a Biti appunto c'era il notaio. Quindi cosa succedeva? Per regola moriva una persona, i familiari entro 9 giorni, diceva il parroco di Corfà, entro San 9 dies devono andare dal sacerdote e dire: ecco, questo è il testamento, altrimenti c'era la penale. Questo è il testamento, e in quel testamento cosa c'era scritto? Non soltanto quello che il defunto, diciamo così, voleva per sé in occasione del funerale: voglio questo tipo di funerale, voglio che si celebri la messa in questo modo, voglio che il sacerdote indossi quell'abito, voglio che poi venga fatta la messa in quella determinata cappella, magari se era originario di Lula, voglio che anche il parroco di Lula celebri una messa per la mia anima, e così via. Ma annotava anche qualcos'altro, e cioè annotava verso chi e verso cosa voleva fare l'elemosica, no, verso chi e verso cosa voleva fare una donazione. E a chi donava? Donava alla confraternita di Santa Croce, che avevano l'obbligo, diciamo così, di accompagnare il defunto al cimitero, con la clausola: se non mi accompagnano che non si dia, sia chiaro. E poi annotava che cosa? Annotavano delle offerte. A quale chiese? Alla chiesa di San Salvatore, alla chiesa di Sant'Elia, alla chiesa dell'Angelo della Guardia, cioè dell'Angelo Custode che c'era a Biti, alla chiesa di Santa Giuliana, e soprattutto alle cappelle che stavano all'interno della chiesa.
E a Gorofai lo stesso, alle chiese di Gorofai, ma principalmente a Sant'Umiali, perché i goreaini avevano una devozione enorme per Sant'Umiali. Devo dire che anche i bittesi avevano una grande devozione per Sant'Umiali le offerte iniziano a venir meno, a scemare proprio nel momento in cui anche a Biti viene retta la chiesa di Sant'Umiali. Quindi questi doni sono molto importanti, perché appunto i bittesi sono molto devoti di Sant'Umiali, invece i goreaini per Biti sono devoti proprio dell'angelo della guardia, cioè dell'Anzelu dessa guardia, l'angelo custode. Le offerte nei confronti dell'angelo custode sono continue nel corso del tempo, nel corso dei secoli, anche se i goreaini sono meno ricchi dei bittesi, e quindi le donazioni sono, diciamo così, da un punto di vista economico inferiori. E che cosa donano? Donano qualche lira, se ce l'hanno, 2 orsoldos o 6 orsoldos. C'era l'abitudine di dare comunque tutti quelli che facevano testamento almeno 1 o 2 soldi a tutte le chiese di intro e de forar de Savilla. Cos'altro donano? Donano per esempio il vino per la messa, donano per esempio un filare di vigna, donano un pedale di inza, un pezzo di orto, la stanza che devo ereditare nella mia casa, oppure un debito che qualcuno ha nei loro confronti, lo passano a una determinata chiesa, a una determinata cappellania. In cambio di che cosa? In cambio di preghiere, di messe perpetue. Ora voi sapete, quando muore una persona gli fanno il funerale, poi gli fanno il 30° e poi l'anniversario, ma all'epoca non era così. All'epoca quando una persona moriva, funerale, dopo 3 giorni messa, dopo 7 giorni messa, per il 30° dopo 30 giorni messa, per il 40° messa, per l'anniversario messa, e questo addirittura in perpetuo. Vedete che stiamo parlando di una realtà profondamente diversa da quella che pensiamo. E però questo presente all'interno del registro dei morti è quello che io più vicino ho potuto riscontrare, più vicino a quello che poteva essere l'offerta e il dono. Ora, noi non sappiamo perché queste persone donavano, possiamo anche presumere male, magari avevano una semplice devozione nei confronti di quella cappella, perché una cosa è donare alla cappella dove tu hai lo ius seppellieri, allora lì hai un interesse, ma un qualcosa invece è donare a un'altra cappella dove tu non hai lo ius seppellieri. Allora lì è probabilmente devozione. Lo fai per che cosa? Perché in vita, perché vuoi recuperare qualcosa che non avevi fatto in vita? Probabile, lo possiamo presumere, può essere, ma non è detto che sia così. E pur tuttavia è un dono che essi danno, e quindi noi abbiamo la testimonianza che quel dono è stato fatto, e quindi appunto mi sono servita di questo aspetto proprio per raccontare. Vai ancora. Allora, qui abbiamo alcuni santi di cui il paese era particolarmente devoto. Il primo è San Narciso. Ora sono devozioni quasi cadute in disuso. San Narciso era colui che veniva invocato contro l'invasione delle cavallette. Possiamo dire che quest'anno, se fossero arrivate le cavallette, avremmo dovuto fare la messa e l'invocazione a San Narciso, che infatti aveva come caratteristica la cavalletta d'argento. Ora Biti la cavalletta d'argento non ce l'ha, e però la devozione nei confronti di San Narciso era forte, e questo appunto si trova all'interno della chiesa di San Michele. Poi abbiamo che cosa? Sant'Agostino. Sant'Agostino c'era la chiesa, il dottore della chiesa a Biti, eppure nel corso del Novecento il culto di Sant'Agostino è stato soppiantato da quello della madre Santa Monica. Perché? Perché le madri cristiane si dicono proprio così, fanno parte dell'associazione Le Madri Cristiane di Biti, avevano come punto di riferimento Santa Monica. Voi lo sapete che Santa Monica per 30 anni aveva pregato invano per la conversione del figlio, e poi finalmente c'era riuscita. Ora il punto di riferimento per le madri cristiane è proprio Santa Monica. Perché? Per pregare per la conversione dei figli, e naturalmente per quella del marito. Poi abbiamo San Tommaso, San Paolo, che è una statua bellissima, straordinaria, che avevano delle cappelle più belle all'interno di San Giorgio. San Sebastiano, che invece veniva invocato proprio in occasione delle epidemie, che aveva l'altare più antico, se non il più bello, all'interno della parrocchia San Giorgio. Sant'Antonio Abate, non è questa la statua più antica, ce n'è un'altra, ma questa è quella che viene esposta. Voi sapete che per Sant'Antonio, oltre a farsi il fuoco, il falò, si fa
promessa, desappanata, quindi appunto le persone potevano anche fare autonomamente la zauchina, cioè il falò nel proprio vicinato, addirittura fuori dalla propria porta, e poi appunto distribuire il pane in segno, non in segno di devozione, ma per aver fatto un voto. Il Salvatore, come vi ho detto, una delle chiese in cui era fortissima la devozione, oggi sopravvive soltanto nella cappelletta del cimitero dedicata al Santissimo Salvatore, poi San Giuseppe e il Cristo settecentesco presente in parrocchia, che era presente nella Cappella delle Anime. Le anime è un altro di quei culti particolari, perché tutti sapevano che una volta morti non si sarebbe andato in paradiso, ma si sarebbe passato attraverso il purgatorio, e quindi le preghiere nei confronti delle anime e le messe nei confronti delle anime del purgatorio era una costante per tutti lasciavano qualcosa per le anime del purgatorio, perché tanto prima o poi sarebbe toccato a tutti finire nel purgatorio. Vai Salvatore. Allora, la Virgen del Milagro. La Virgen del Milagro è la Vergine del Miracolo. Allora, in tutti i documenti che mi è capitato di analizzare, e non solo a me, la Virgen del Milagro non esiste. Non esiste in nessun documento, fino al 1757, quando una donna di Bitti che si chiamava Angela Bandinu Mannu lascia una tovaglia nel suo testamento alla Virgen del Milagro. È come diciamo così, un qualcosa di dirompente. Da dove viene fuori questa Madonna del Milagro? Perché di tutti gli altri culti presenti all'interno delle varie cappelle, delle varie chiese, tutti noi le conosciamo. San Madonna e Suremedio, la Madonna d'Itria, San Madonna e Buonu Camino, o San Bernardo, addirittura a Bitti c'era il culto di San Ludovico, naturalmente sia a Bitti che a Gorofai, non sia mai. Ma la Virgen del Milagro da dove viene? Non c'è da nessun'altra parte in zona. Eppure tutto a un tratto esiste. E allora mi sono detta, è vero che nei documenti non è presente, però è anche vero che esiste tutta una fetta della popolazione, quella popolazione che abita nella parte bassa del paese e che quando muore non fa testamento perché non ha niente da testare. Quelle persone che non fanno testamento perché non hanno niente da testare, hanno comunque una devozione. Nei confronti di chi? Noi non lo sappiamo, perché noi prendiamo come punto di riferimento quelli che il testamento l'hanno fatto e che appartenevano a un'altra classe sociale. Ma tutti questi, non è detto che queste persone non avessero la devozione nei confronti proprio della Virgen del Milagro. Nel 1757, quindi questa prima donazione. Nel 1767, a distanza di 10 anni, un'altra donazione, un'altra donna di Bitti che si chiama Maria Francisca Chessa. I nomi vi ricordano qualcosa? Sono ancora presenti oggi questi nomi a Bitti. Che dona che cosa? 7 lire. E poi appunto piano piano le altre donazioni. Quindi la Virgen del Milagro è qualcosa che viene fuori quasi dal nulla e che poi si impone prepotentemente, tanto che diventa la chiesa più famosa di Bitti in tutta la Sardegna. Verranno pellegrini da tutta la Sardegna proprio per la Virgen del Milagro. Vai Salvatore. Ma i bittesi erano devoti di qualche santo fuori da Bitti, fuori dal nostro territorio? E certo, innanzitutto erano devoti di San Pedro de Galtellì, cioè la chiesa cattedrale della ex diocesi di Galtellì. E poi, siccome facevamo capo al marchesato di Orani, eravamo devoti di Sa Madonna de Gonare e di Sant'Andrea, patrono di Orani. E poi di chi eravamo devoti? A un anì della chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Loreto, la prima chiesa parrocchiale. A Lula della Madonna Assunta, a Nule di Santo Ioanne, a Lodè di Sant'Antoni, a Budusò, Santo Quirico, San Quirico, e poi appunto più lontano la chiesa di San Gavino. È qualcosa che ho notato, mai si parla di santuario, mai si parla di cattedrale, si parla solo ed esclusivamente di iglesia, la iglesia o las iglesias, cioè le chiese, il culto è uguale in tutte le chiese, non fanno nessun tipo di differenza. Quindi anche quando parliamo della grande basilica di San Gavino, parliamo semplicemente in questi documenti della iglesia. Vai Salvatore. Vai Salvatore. Ok. Quindi vedete, qui c'è l'elenco. Ah, ecco un altro culto che avevo dimenticato. La chiesa di Santa Eulalia a Orune, ormai caduta in disuso, Santa Lulla. E beh, i bittesi e i goriaini nel corso del Settecento sono fortemente devoti nei confronti di Santa Eulalia. A Nuoro, manca lunare, Resa Madonna e Sargrassas. Come vedete, diciamo così, l'elemento preponderante è il culto nei confronti della Madonna. Vai Salvatore.
Allora, finora qualcuno potrebbe dire, ma hai parlato delle pratiche devozionali e non delle pratiche votive. Allora, intendiamoci che cos'è la pratica votiva. Io posso andare, allora la pratica votiva è una pratica devozionale. Io posso andare, posso fare una processione, posso andare a sentire la messa, posso fare un pellegrinaggio per devozione, o lo posso fare perché ho fatto un voto. Allora, che differenza c'è tra fare la stessa processione, andare alla stessa messa o fare quello stesso pellegrinaggio come per devozione o come pratica votiva? Vai, Salvatore. Allora, la discriminante è solo una, l'intenzione. Con quale intenzione ci vai? Cioè io e te che andiamo alla stessa messa, uno lo può fare come pratica devozionale e uno lo può fare perché ha fatto il voto. La discriminante è appunto l'intenzione. Ma perché una persona fa il voto? Una persona fa il voto perché sente di avere paura, di avere un timore. Questo timore non è, diciamo così, campato in aria, ma deve essere assolutamente concreto, deve essere reale. Paura per che cosa? Paura per la propria salute, per la salute dei suoi cari, per la comunità, paura della morte, oppure problemi legati al lavoro, oppure problemi legati alla salute agli animali, oppure ai propri beni, alla campagna. E allora cosa si fa? Si fa un voto, cioè si chiede l'intercessione di un santo, o più propriamente della Madonna, da noi tantissimo la Madonna, perché possa intercedere presso Dio e poter ottenere quel qualcosa che noi desideriamo. Stiamo attenti, non è un do to des, perché un do to des presuppone che le due parti siano sullo stesso piano della bilancia, cioè io e te siamo uguali, io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra, ma i piatti della bilancia non sono uguali, perché il vovente è un essere umano che con tutte le sue forze non potrebbe comunque riuscire, o così pensa, non potrebbe riuscire ad ottenere quello che vorrebbe dalla divinità, cioè da Dio. E quindi dona che cosa? Qualcosa che per lui è molto importante e che è molto prezioso per ottenere che cosa? Qualcosa di meglio. Vai, Salvatore. Quindi i piatti della bilancia non sono uguali, vai ancora, Salvatore, ma i piatti della bilancia sono per così dire sbilanciati, perché una cosa è il vovente e un'altra è la divinità alla quale chiediamo. Vai, Salvatore. Allora, il voto abbiamo detto che è un atto di devozione, nella quale il fedele offre a Dio un oggetto, offre se stesso, oppure offre un'opera buona. E quindi fa questo voto, cioè questa promessa. E questa promessa però presuppone una cosa, innanzitutto che esista già una relazione non solo con Dio, ma con quel santo, perché io non scelgo a caso il santo per fare la richiesta, io scelgo quel santo perché è una devozione. Quindi voglio accrescere la devozione, voglio accrescere la relazione con quel santo, e quella promessa che io faccio ha qualcosa di straordinario, è vincolante, io non posso recedere da quella promessa. Voi sapete bene, spesso che sia capitato, credo che sia capitato anche a voi, in molti santuari, di vedere delle persone che vanno a chittare la promessa, cioè ad adempiere la promessa non per se stessi, ma per qualche familiare che in qualche modo non può recarsi in quel luogo per adempiere alla promessa. Perché? Perché la promessa è vincolante. Siccome sai che è vincolante, se quella persona non riesce ad adempiere alla promessa, può andare qualcuno ad adempierla in loro vece. Vai, Salvatore. Ancora, Salvatore? Allora, quindi appunto la promessa è vincolante, ed è un'altra caratteristica del voto, è che deve essere libero. Vi ricordate tutti nei Promessi Sposi che Lucia viene sciolta dal voto da parte di Fra Cristoforo, perché Fra Cristoforo dice: tu non eri libera quando hai fatto la tua promessa. Ecco, per essere valida la promessa deve essere libera, cioè fatta in piena consapevolezza e in piena libertà, senza alcun tipo di costrizione. Vai, Salvatore. Allora, prima ho detto che si può fare una promessa anche per il bestiame. Ho trovato nel libro dei conti dell'amministrazione del santuario dell'Annunziata, relativo al 1810, una voce. Allora, nel 1810 si stavano ristrutturando, diciamo così, le sagrestie della chiesa dell'Annunziata, e ci stavano mettendo il pavimento Zaspizarras. Insieme alla voce relativa alle offerte dei vari novenanti, ho trovato questa voce. Per il voto fatto l'anno scorso, perché il bestiame era infetto, dono di 2 scudi e 10 soldi da parte di Antoni Doneddu.
anche qui il nome a noi richiama tanto, perché esistono ancora delle persone a Biti che si chiamano Antonio Donidi. Perché? Perché le sue pecore avevano l'epidemia. Che tipo di epidemia? Non è dato saperlo, possiamo immaginarlo, ma quello che conta è che per la prima volta, senza rendersi conto, hanno annotato proprio un voto. In che cosa consisteva? In un'offerta in denaro, da parte di chi e per quale motivo? Davvero un documento straordinario. Vai Salvatore. Allora, il voto può essere, e lo stava dicendo anche l'archeologo Campus, personale oppure un voto comunitario. Per voto comunitario ho voluto mettere uno dei più noti della Sardegna, quello appunto di Sant'Efisio. Vedete, il voto comunitario, per il voto comunitario non nasce così a caso, c'è proprio un documento che la municipalità aveva poi stipulato nel 1652, in cui appunto si prometteva che se Sant'Efisio avesse fatto cessare la peste sarebbero poi usciti in processione, cosa che capiterà nel 1256, quando appunto Cagliari verrà fuori appunto dalla peste, e poi nel 1657 inizieranno la serie delle processioni. Vai Salvatore. Allora mi sono detta, ma Bitti, esiste qualche documento che possa, se non raccontare di un voto comunitario, raccontare qualcosa che più possa andare vicino al voto comunitario? E ho trovato qualcosa che poteva, diciamo così, avvicinarsi nella pace del 1772. Allora, Bitti, è chiaro da questa slide, è un paese particolarmente bellicoso. All'interno, con i vicini, con Gorofai, non solo con Orune, poi vedremo anche con Budusò, ma anche con Onani. Allora, per tutte queste paci, per tutte queste desamistade e queste lotte intestine si firmano delle paci, ma l'unica pace che viene firmata e che presuppone l'aspetto profondamente religioso, tutti sono fatti più o meno alla presenza del sacerdote, a parte quelle del 1813, e tutti presuppongono comunque un momento di preghiera, ma le paci del 1772 sono molto particolari perché vengono firmate all'interno del convento stesso. Vai Salvatore. Allora, a firmare le paci del 1772 che riguardano i barracelli di Bitti. 91 barracelli vengono invitati nella chiesa del convento dal reverendo Quirico Doneddu, che succede a Probanu Masala e precede Probanu Fanari, che morirà proprio quell'anno. Quello che metterà pace morirà proprio quell'anno, insieme a Fra Fedele da Chiesi, che era il padre guardiano del convento dei Cappuccini. E fanno firmare questa pace. E come la fanno firmare? Dopo momenti di preghiera. La predica viene fatta proprio da Fra Fedele da Chiesi e viene esposto il Santissimo. Quindi tutti vengono spinti a promettere, a fare solenne promessa di non offendersi mai più, di non entrare più in rotta di collisione, di non farsi male né ai beni, né alla famiglia, né a essi stessi. Poi escono dalla chiesa nel piazzale e lì appunto si baciano e si abbracciano. Ora, lo vedete, non è un voto vero e proprio, ma è qualcosa, non è tantomeno un voto comunitario, ma è qualcosa che maggiormente si avvicina all'aspetto di un voto comunitario. Vai Salvatore. Allora, tra le tipologie di voto ci sono naturalmente quelli non materiali. Uno fra questi è il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio principalmente a Bitti, quelli che si conoscevano, riguardavano l'Annunziata, la Madonna del Miracolo e San Giovanni. Voglio curare un unico aspetto del pellegrinaggio, che è un tema che naturalmente tutti voi conoscete bene. Parlo del pellegrinaggio notturno. Allora, il pellegrinaggio notturno è particolarmente suggestivo perché gli odori, i suoni della notte, i silenzi della notte generano nel pellegrino un sentimento di grande profondità e allo stesso tempo di grande suggestione. Il pellegrinaggio che veniva fatto, il pellegrinaggio notturno, principalmente quello nei confronti dell'Annunziata, poi si caricava di significati che riguardavano principalmente il mondo dei morti. Qui esulo, diciamo così, dall'aspetto più prettamente documentario. Una persona anziana mi aveva raccontato, e questo mi era rimasto impresso, che il pellegrino che viaggia di notte non lo fa mai da solo, ha sempre le anime a fianco a sé, perché in pellegrinaggio ci vanno anche le anime. A Bitti le anime
escono dalla chiesa di Buoncammino e si mettono in cammino fino alla chiesa dell'Annunziata, dove alla sera, nella missa Sasanima che viene fatta alle 9 di sera, seguito poi da un rito molto antico che è quello del Miserere, del Profundis, con la benedizione al centro della chiesa proprio per il passaggio delle anime, determina proprio questo, cioè le anime escono da Babumannu e si incamminano per tutta la strada fino alla chiesa dell'Annunziata, dove lì nel momento della benedizione che fa il sacerdote e nel momento in cui i rintocchi della campana sono continui proprio per richiamare le anime per il trapasso, avviene proprio il trapasso delle anime dal purgatorio al paradiso, per cui abbiamo questo legame fortissimo presente tra la chiesa dell'Annunziata e quella di Babumannu. Un altro aspetto che mi preme segnalare delle tipologie di voto non materiali sono le processioni. Allora, e qui appunto mi baso su uno scritto. Sono troppo lunga, vi sto annoiando? Allora, provo a leggere. Allora, lo scritto è tratto, vai Salvatore per favore. Allora, per analizzare le processioni, vai ancora Salvatore, mi sono basata non solo sulle fonti documentarie ma anche sulle fonti letterarie. Una delle fonti letterarie è quella di Grazia Deledda. Grazia Deledda ha scritto una novella, I due miracoli, ambientata proprio nella chiesa del miracolo e nel raccontare appunto questi miracoli che sono avvenuti racconta di una pratica votiva presente nella chiesa del miracolo. La pratica è questa. Qualunque persona, dice Grazia Deledda, può entrare in sagrestia della Chiesa del Miracolo e dire: fate una processione secondo la mia intenzione, offre una piccola elemosina e la processione esce subito. Si fa il semplice giro della chiesa, poi si entra e si prosegue per conto di un'altra persona. In una mattinata si possono eseguire e si eseguiscono molte dozzine di queste processioni, che sono il punto più caratteristico della festa del miracolo. Ora, questo racconto di Grazia Deledda è vero o non è vero? Il racconto di Grazia Deledda è assolutamente vero. Innanzitutto il rettore di Gorofai, proprio quel Fada che litigava, diciamo così, con Prabhanu Masala, ci dice che le processioni che lui faceva, quelle processioni liturgiche, diciamo così, che doveva fare sempre, Corpus Domini, quella del patrono, eccetera, quelle non si pagavano. Ma esistevano delle processioni che andavano pagate. Un soldo per il parroco, 2 soldi per i monachillos, cioè per i chierichetti. Allora vuol dire che esistevano delle processioni pagate. Ebbene, io ho riscontrato nel registro sui frutti di stola. I frutti di stola sono le offerte che vengono dati al sacerdote quando uno, diciamo così, commissiona, per così dire, una messa. Ebbene, tra il 1894 e il 1923 ho analizzato questi registri sui frutti di stola. E mi dicono che questa cosa è assolutamente vera, che esistevano delle processioni, la pratica delle processioni in quasi tutti i santi della parrocchia, in quasi tutte le chiese della parrocchia, addirittura nelle cappelle stesse della parrocchia. Ma cosa vuol dire che esistevano più processioni? Vai Salvatore. Allora, il patrono di Biti è San Giorgio. La festa è il 23 aprile. C'è la processione, certamente c'è la processione solenne, ma non era l'unica processione. Nei giorni successivi a San Giorgio c'erano altre processioni, sempre con San Giorgio. Processioni solenni? No, piccole processioni, Zamesu Pratessone, il semplice giro, oppure le processioni d'ottava, cioè quelle che venivano fatte una settimana dopo, ma che non erano così solenni. Ma chi le commissionava queste piccole processioni, i fedeli bittesi? E perché si commissionano le processioni? Le processioni tu non le commissioni per devozione partecipi alla processione, ma se tu la commissioni e paghi per avere quella processione, vuol dire che per un'intenzione specifica, per un'intenzione particolare. Ma la cosa straordinaria è che San Giorgio non veniva portato in processione solo nel mese di aprile, nel mese di febbraio veniva portato in processione, sapete da chi? Dai coscritti, cioè da quelli che erano costretti a fare il servizio militare. Nel mese di febbraio San Giorgio veniva portato in processione da quelli che facevano il servizio militare e poi durante la prima guerra mondiale nel mese di settembre veniva portato in processione da chi? Dai soldati della prima guerra mondiale che tornavano in paese in licenza. E poi chi?
la Madonna di Bonaria. La Madonna di Bonaria veniva portata in processione dagli immigrati dell'Argentina che tornavano a Bitti. È datata la processione del 1910, portata proprio dagli immigrati dall'Argentina. Voi sapete che la Madonna di Bonaria di Buenos Aires è direttamente legata con l'Argentina. E poi San Luigi Gonzaga. San Luigi Gonzaga veniva portato in processione a fine giugno dai Luigini. Chi erano i Luigini? Principalmente non solo i devoti di San Luigi, ma erano gli studenti. A fine giugno sono finite le scuole e naturalmente gli studenti fanno il voto a San Luigi per poter passare gli esami. Per Sant'Antonio, vi ho detto prima di Sant'Antonio Abate. Sapete, le processioni di Sant'Antonio Abate voi sapete che Sant'Antonio Zauchino è il 16 di gennaio, perché la festa di Sant'Antonio è il 17, anche se questo è Sant'Antonio da Padova. Le processioni per Sant'Antonio iniziavano all'inizio di gennaio e proseguivano per tutto il mese, fino alla fine del mese. Quindi ogni giorno poteva esserci una processione, 2 processioni, a seconda delle intenzioni. Ma nel mese di gennaio c'era anche la processione a Sant'Efisio, perché il 15 era la festa di Sant'Efisio, il 20 era San Sebastiano, avanti processione per San Sebastiano, il 23 è San Paolo, io ho Vinzas pro San Paolo. Praticamente c'era una processione appresso all'altra, era veramente una tradizione e una particolarità. Vai Salvatore, vai ancora Salvatore, vai, e ancora Salvatore, mettiamo tutto, perfetto. Allora, tra le tipologie di voto, quelli reali sono quelli che maggiormente conosciamo: il cuore, il gioiello, le trecce, la maglietta, la fotografia, il bouquet della sposa, il fiocco del bambino, oppure per esempio il dipinto. In molte chiese ci sono i dipinti in cui si racconta il momento in cui si è fatto il voto, perché si è fatto il voto. Da noi non c'è la tradizione del dipinto, c'è la tradizione del quadro ricamato, in cui c'è appunto l'immaginetta del santo, della santa. Ne abbiamo una collezione sia nel santuario dell'Annunziata che a San Giovanni. Vai ancora Salvatore, vai, che parliamo del gioiello. Giusto 2 parole, perché la mia relazione non è sul voto, sull'ex voto, è sulle pratiche votive. Questa che vedete è una fotografia datata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Magari Mario può darmi un'indicazione più chiara. E in primo piano, questa in primo piano è la Chiesa del Miracolo, in fondo Sant'Emiali, San Michele Arcangelo, e questa è la folla, diciamo così, che si raduna nel piazzale della chiesa. La Madonna del Miracolo è tra quelle che ha il maggior numero di ex voto, i gioielli che poi sono stati venduti, diciamo così, negli anni 60 per costruire il nuovo santuario. Questo è stato demolito, servivano i nuovi soldi per il nuovo santuario e quindi sono stati venduti. Adesso vai Salvatore, quei gioielli si trovano nel Museo del Costume di Nuoro, una sezione dedicata all'arte orafa e agli ex voto. È, diciamo così, composta quasi esclusivamente da ex voto provenienti dalla Madonna del Miracolo e dalla Madonna dell'Annunziata di Bitti, e in parte anche dalla Vergine Assunta. Una cosa voglio dirvi della Vergine Assunta: anche la Vergine Assunta si faceva il suggiretto delle processioni. Una delle caratteristiche è che talvolta non era sola, ma visto che c'erano la processione dell'Assunta a fine agosto, magari la facevano anche con Sant'Antonio, giusto per non farci mancare niente. Vai Salvatore. Allora, gli ex voto del Miracolo non sono venuti meno soltanto negli anni 60, ma anche negli anni 30, quando era vescovo di Nuoro Monsignor Cogoni. Nel febbraio del 1931 Monsignor Cogoni diventa vescovo di Nuoro e a settembre viene chiamato a Bitti a predicare la messa, la novena del Miracolo. Giuseppe Cogoni era un uomo che aveva straordinariamente a cuore la povertà e gli orfani, e quindi aveva portato avanti tutta una serie di iniziative, le porterà avanti durante il suo ministero, per la creazione di orfanotrofi per i maschi, per i bambini e per le bambine, ma anche, diciamo così, una sezione innovativa all'interno del seminario e così via. Ma per fare tutto questo, tutte queste opere, aveva bisogno di soldi, e quindi cosa fa?
requisisce i beni e gli ex voto, le casse dei principali santuari della diocesi. A Surremedio Rosei c'è una vera e propria ribellione da parte dei priori e per un qualche tempo la chiesa viene interdetta al culto. Lui viene a predicare a Biti la novena del miracolo il 21 settembre del 1931. Il 24 settembre del 1931 si fa consegnare la cassa e si fa consegnare gli ex voto. Da questo punto di vista, per attestare questo mi baso su un documento che è stato anche ampiamente pubblicato anche da Don Busso, in cui appunto vai Salvatore c'è l'elenco dei beni degli ex voto che Giuseppe Cogoni aveva requisito per questi scopi. Ne cito solo qualcuno: bottoni grandi e piccoli 110 paia, anelli d'oro 292, crocifissi d'oro 11, fermagli d'oro 36, corone in madreperla 26, catene d'oro alla sarda 9 e così via, e tutta una serie di rosari e altri oggetti. Questo lo dico semplicemente per far capire che molte cose ce le siamo persi molto prima degli anni 60, lo dico principalmente ai bittesi. Vai Salvatore. Un'altra caratteristica degli ex voto sono gli ex voto anatomici. Gli ex voto anatomici che sono fatti non soltanto da oggetti realizzati in cera ma anche in argento o in lattone, c'è una lega particolare, soprattutto da parte di chi non poteva permettersi l'oggetto in argento. Potete vedere le parti anatomiche rappresentano quegli elementi, oggetti del voto stesso, perché magari tu vuoi la guarigione della gamba, del seno, della mano oppure degli occhi. Vai Salvatore. Questa è semplicemente una curiosità che ho trovato quest'anno nel mese di ottobre nel Museo Etrusco di Tarquinia. Sono degli ex voto, parti anatomiche votive presso l'Ara della Regina del III secolo a.C. L'ho messa come curiosità per dire che da un punto di vista diciamo così artistico abbiamo inventato ben poco. Possiamo riscontrare tutti gli elementi particolarmente che abbiamo visto prima: la gamba, gli occhi, in questo caso il dito, il piede, il volto e così via. L'ho messo soltanto a titolo di curiosità. Vai Salvatore. Concludo facendo 3 piccoli esempi, se mi date ancora 5 minuti, di alcune pratiche votive. La prima, vai Salvatore. La prima riguarda la Madonna del Miracolo. Ed è un voto e una pratica votiva molto particolare di cui ho trovato testimonianza. Allora, Giuseppe Grallini era un uomo di Biti che aveva un figlio paralitico è un termine appunto dei documenti, e aveva provato in tutti i modi, l'aveva portato da tanti medici per farlo guarire e nessuno c'era riuscito. Cosa fa Giuseppe Grallini? Giuseppe Grallini si rivolge alla Madonna del Miracolo e chiede la guarigione del figlio. Se il figlio fosse guarito, lui sarebbe arrivato a creare un gregge di pecore tutto da dare alla Madonna del Miracolo. Il figlio guarisce e allora lui cosa fa? Per creare questo gregge di pecore, perché era povero, inizia a fare il giro questo tra i vari pastori e riesce a realizzare un gregge di agnelli di 111 agnelli, e con questo gregge lui lo mette a disposizione della Madonna del Miracolo attraverso i priori, e fanno un contratto. Sarà un contratto di società, di socida, spese e incassi saranno divisi a metà. Perfetto, il contratto viene stipulato, ma i primi 2 anni però le spese sono tutte a carico di Grallino. Il terzo anno è un anno particolarmente duro e Grallino è costretto a portare il bestiame, perché è un anno di siccità, nella piana di Siniscola. Questo vuol dire tante spese per un uomo povero, e quindi si rivolge ai priori per dire: sentite, è 2 anni che non mi date niente, quest'anno dovete darmi qualcosa. I priori si rifiutano. Allora Grallino come fa? E qui arriva la documentazione, scrive al vescovo in cui appunto racconta la sua storia. Il vescovo chiede al parroco di Biti, che all'epoca era Probano Marras, di andare ad indagare se questa storia è vera e se è vero che questi priori non si stanno comportando bene. Probano Marras indaga e la cosa arriva naturalmente alle orecchie dei priori, che non la prendono bene. E cosa fanno questi priori? Vanno di notte nell'ovile di Grallino e rubano i montoni. No, questa cosa
provoca un grande dolore in Grallino. Ma non si fermano qui, ci tornano una seconda volta e vogliono rubare tutto il gregge. Vengono fermate dai pastori vicini all'ovile di Grallino. Allora Grallino cosa fa? Scrive una seconda lettera al vescovo in cui chiede o di fermare i priori o di essere sciolto dal voto. Ed è questa appunto la documentazione di cui ci serviamo per capire, guardate come pratica votiva c'era addirittura questa pratica votiva che non avevamo preso in considerazione e che pure esisteva e di cui abbiamo testimonianza proprio per la cattiva amministrazione da parte dei priori. Vai Salvatore. La seconda, volevo parlare un attimo di un'altra pratica votiva che è quella dei soldati. Ma invece di parlare dei soldati della prima e della seconda guerra mondiale, che sono ampiamente studiati a Bitti, mi premeva parlare di un altro gruppo di soldati. Come io faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Simnos. All'inizio di giugno abbiamo presentato il libro di Giorgio De Murtas, un bittese che raccontava l'epopeo di un suo zio che si chiamava come lui Giorgio De Murtas e che era partito nella spedizione in Russia e in Russia era morto. E ne parlava perché aveva ripercorso quelle stesse strade che oggi sono oggetto della guerra. Allora ho pensato, ma anche noi avevamo ben prima della seconda guerra mondiale dei soldati di Bitti che sono stati in Crimea, cioè nelle stesse zone dove adesso è in corso la guerra. E come facciamo a saperlo? Vai Salvatore. Lo sappiamo perché tra gli ex voto della Madonna del Miracolo è presente questo gallone che ha tutta una serie di medaglie. Ci sono le medaglie dei Cavalieri di Vittorio Veneto, le medaglie dei soldati che hanno partecipato alle guerre di indipendenza e poi vai Salvatore. 3 medaglie che riguardano la guerra di Crimea. Allora mi sono detta, ma c'erano dei soldati di Bitti che hanno fatto la guerra di Crimea? Oppure erano dei soldati di fuori che sono venuti a Bitti e l'hanno donata alla Madonna dell'Annunziata? Ebbene, un giorno mi è capitato tra le mani un documento, come spesso accade quando tu non lo cerchi, lo trovi, poi lo vai a cercare e naturalmente non si fa trovare. Allora, nel 1905 era stata organizzata la celebrazione del cinquantenario della guerra di Crimea. E questo cinquantenario era organizzato a Torino ed erano stati richiamati tutti i reduci, quelli naturalmente che all'epoca erano sopravvissuti, per partecipare alle celebrazioni che si tenevano a Torino. E questo avviso arriva anche a 3 soldati di Bitti. Ora, questi 3 soldati di Bitti non avevano i soldi per potersi pagare la trasferta e si rivolgono al sindaco di Bitti, che all'epoca era Angelo Mossa, quello che poi morirà assassinato, per chiedere almeno che il comune pagasse il viaggio per poter spostarsi a Torino. Il comune si riunisce e il consigliere anziano era Buffoni e accettano di pagare 200 lire per ciascun bittese per permettere di viaggiare a Torino. La cronaca di quella giornata è raccontata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 16 agosto del 1905 e ne si è raccontata tutta quella giornata. E sapete chi ha parlato più di tutti in modo commovente? Il generale Bava Beccaris, quello che solo 7 anni prima aveva cannoneggiato gli operai che manifestavano a Milano, e tutta la cronaca del suo intervento così particolarmente commovente è riportata in questa Gazzetta Ufficiale. Ora, alla guerra di Crimea Cavour aveva partecipato con una spedizione di 12.000 uomini perché aveva bisogno dei morti, dei soldati morti per poter sedere al tavolo delle trattative di Parigi. Tra quei soldati c'erano quei bittesi. A distanza di 50 anni, quei soldati che avevano partecipato alla guerra erano così poveri che non potevano pagarsi il viaggio per andare a Torino. In quel documento del 1905 però sono presenti i loro nomi. Vai Salvatore. E questa è l'occasione per ricordarli perché questi nomi ancora non si conoscevano. E sono Diego Calvisi, Giovanni Manca e un certo Mannu A, molto probabilmente Antonio. Oggi noi conosciamo i nomi di queste persone e noi conosciamo ancora oggi, diciamo così, gli eredi di questi soldati. Oggi noi non rendiamo dignità a queste persone perché queste persone la dignità ce l'hanno, però abbiamo modo di ricordarli. Dai Salvatore. L'ultimo ex voto di cui vi voglio parlare è Zagapella de Bonaera, e qui voglio ricordare le donne. Zagapella de Bonaera è una, vai Salvatore,
in una mantellina, lo vedete in alto, lunga più di 2 metri, 2,16 metri circa, fatta in broccato, in seta di broccato, color rosa e un po' aranciονata, suddivisa in 4 rettangoli cuciti assieme, e che ha la forma di una gappeda, cioè di un grembiule, sembra una cappa, no? Una mantellina, e che in realtà ha la forma di un grembiule. Questa gappeda del Bonaera, appartenente alla Madonna di Bonaera, veniva richiesta dalle partorienti che hanno Baian partumale quando erano in difficoltà durante il parto, non da tutte le partorienti, ma quelle che erano in particolari difficoltà. Allora andavano dal priore, perché questa agappeda ce l'aveva il superiore Mazzore della chiesa de Bonaera, chiedevano agappeda de Bonaera, e quando la donna stava partorendo la mettevano sulla pancia della donna, perché potesse avvolgerla e proteggere la sua salute e quella del suo bambino. Una volta partorito, queste donne cosa facevano? Ricamavano questi piccoli ex voto che sono deliziosi, sono accuratissimi e che hanno le forme più disparate, a forma di fiore, a forma di rettangolo, vai Salvatore, a forma di mandorla, a forma di edicola. All'interno c'è una immaginetta, ma non un'immaginetta qualsiasi, delle immaginette molto particolari. Molti di questi santi neanche esistono più nei martirologi, San Quadratus. Non si capisce neanche da dove li hanno tirati fuori, e sono delle immaginette molto antiche, talvolta fatte a stampa e poi successivamente acquerellate, oppure come quella della mandorla in alto, sono realizzate per impressione, cioè con 2 lastre che imprimono o a secco o a caldo l'immagine del santo, che sembrerebbe appunto Sant'Antonio, e che appunto poi viene impressa in questa immaginetta, cucita attorno veniva cucita questa, diciamo così, questa cornice, in questo caso a forma di mandorla, e per proteggerla c'era sempre un vetrino. Quando il vetrino si rompeva, l'immagine poi tendeva diciamo così, a disfarsi come in quella dell'edicola laterale, e dietro nella parte sottostante, diciamo così, nella parte del retro di questi piccoli voti mettevano addirittura i nomi. Qui sotto possiamo leggere Maria Angela Pala, oppure qui c'è scritto semplicemente Meiku. Vai Salvatore, in un altro è scritto il nome, ma ormai è stato cancellato. L'ho messo questo perché avete visto, gli altri hanno addirittura delle perline o delle passamanerie in argento. Questo aiuta, come per dire, veniva richiesta sia dalle persone che potevano permettersi di utilizzare la seta e addirittura l'argento per fare la passamaneria agli ex voto, sia l'aiuta. Vai Salvatore, concludo con questo dicendo che Zagappeda è veramente cucita dalle mani di chi aveva fatto un voto di protezione per se stessa, per la propria vita e per quella del bambino, utilizzando l'arma che maggiormente aveva, e cioè l'ago e il filo, per cucire un filo immaginario e creare un legame forte con il Nostro Signore, che aveva partorito in una stalla, e che quindi conosceva bene la situazione in cui si trovavano queste donne. Grazie. Un ringraziamento particolare ai priori dell'Annunziata, in modo particolare a Paolo Giorgio, a Gino Sella pro Bonaera, a Nisa per la Madonna del Miracolo e a Giovannino Ena e Rita pro Santo Ioanne. Se qualcuno ha qualche curiosità, se non so che vi ho stancato troppo, sono stata magari un po' lunga. Complimenti a Silvana per il lavoro che ha fatto, veramente eccezionale, insomma. E credo che sarebbe molto interessante che questo lavoro, singolarmente per ogni chiesa, fosse esposto e messo a disposizione dei visitatori delle chiese stesse. Non ce li siamo, sono passati tutti i santi a Bitti. Mi pare che ci manca San Gennaro. San Gennaro è rimasto a Napoli. Speriamo che venga a trovarci anche lui. Volevo dire che io proprio pochi giorni fa sono stato al Museo del Costume e non sapevo, mi confermi tu, ma l'ho visto io pochi giorni fa, c'è una bacheca enorme, grande quanto una stanza,
dove sono esposti tutti gli ex voto della Madonna del Miracolo. Mi dici tu che sono, presumo, di proprietà del Museo del Costume, in quanto venduti dal vescovo, insomma, per la costruzione del nuovo santuario, dal parroco. E invece gli ex voto dell'Annunziata che fine hanno fatto? Perché credo che siano anche quelli altrettanto numerosi. La bacheca dal Museo del Costume è una stanza enorme, dentro il Museo del Costume, è una stanza enorme, dove c'è di tutto. La cosa un po' stridente è che c'è una donna in costume e non è vitese, sarebbe stato bello che fosse anche il costume vitese. Gli ex voto dell'Annunziata esistono e ci sono, naturalmente una parte è stata venduta perché poi bisognava fare dei lavori di ristrutturazione all'Annunziata, ma gli altri ci sono, una buona parte viene esposta, infatti vediamo che la Madonna in occasione della novena ha tanti ex voto.